Oggi, come sempre, la bellezza e la grandezza delle montagne muovono al canto il commosso e lirico entusiasmo dei poeti. Anche questa fanciulla, che per la prima volta sperimenta l'alta montagna, ne subisce il fascino tanto da provare il desiderio di ammirare il superbo panorama da una cima di questa regale catena. Da un rifugio, nel gruppo dell'Ortler, vuole salire il Grand Zebrù in compagnia di una guida. Ed ecco altri 3 giovani provati alla montagna che tentano la stessa impresa, non per la via normale, bensì per la parete nord, ripida e faticosa. Il loro equipaggiamento, dalle corde di 40 metri ai ramponi a 12 punte già opportunamente adattati agli scarponi, è irreprensibile. Una corta picozza, un piccolo zaino con le provviste indispensabili, chiodi speciali da ghiaccio e corda di riserva completano il corredo strettamente necessario per l'escursione di una giornata. Durante la marcia la corda deve sempre rimanere leggermente tesa, affinché un'eventuale caduta in un crepaccio possa essere tempestivamente trattenuta dai compagni. L'esperto alpinista conosce i nascosti pericoli che incombono ad ogni passo su di un ghiacciaio e li affronta con la massima prudenza. La fanciulla si è affidata ad una guida locale e ha fatto bene, poiché camminare su ghiaccio richiede una tecnica speciale. È completamente errato credere che una gita sul ghiaccio sia più facile di un'ardua scalata. Sul ghiaccio, come su roccia, non ci si deve mai muovere se non assicurati. Colui che assicura deve sempre osservare attentamente il compagno che lo precede o che lo segue. Così il capocordata, assicurato dal compagno, scava gradini più o meno profondi secondo la necessità. In questi gradini la pianta del piede deve incastrarsi interamente. Occorrono perciò chiodi speciali che debbono essere piantati nel ghiaccio con cura estrema e grande attenzione. A questi chiodi vengono agganciati i moschettoni attraverso i quali scorrerà la corda. Frequentemente si incontrano grandi masse rocciose che quasi sempre vengono superate senza ramponi, essendo di ostacolo a contatto con la roccia. I nostri 3 amici raggiungono la cima dopo aver superato l'ultimo ripido nevaio. Contenti si congratulano per la riuscita dell'impresa e godono,
nel loro ben meritato riposo, della meraviglia del panorama. Ma che succede? Il piccolo zaino con la macchina fotografica sarebbe irreparabilmente perduto se la nostra comitiva non avesse notato l'incidente e con cavalleria non fosse corsa in aiuto della bella e sfortunata protagonista. Con il sacco è scomparso, oltre alla macchina fotografica, anche il passaporto. Prosegua tranquillamente verso la cima e non perda il suo buon umore in questa bella giornata, signorina. Proveremo noi a recuperare tutto. Ogni turista si sente profondamente commosso alle congratulazioni e alla stretta di mano della sua guida. Ma non v'è riposo sulla cima senza una buona merenda. A chi piace una cosa, a chi un'altra. Ora i tre cavalieri godono del cordiale ringraziamento e della affettuosa felicità della ragazza. E così, con l'inevitabile fotografia, si conclude la nostra piccola, breve e semplice storia di una scalata al Grand Zebrù nel gruppo dell'Orkler.